Una nuova attività che prenderà vita proprio tra una settimana, a tempo proprio organizzativo, e sarà pronta ad accogliere già numerosi pazienti che hanno fatto richiesta. Un lettino, un computer e un nuovo macchinario a completare l'ambulatorio che dalla prossima settimana sarà pronto ad assistere i primi 10 pazienti oncologici. Al momento attivo 2 giorni a settimana, lo spazio dello IOV di Castelfranco è stato realizzato grazie alla donazione di circa 11.000 euro della LILT, con la quale si rinnova la convenzione quinquennale con l'Istituto Oncologico Veneto. La nuova convenzione è stato il motivo anche per formalizzare una donazione che l'ILT, assieme all'Associazione Nazionale di Carabinieri, assieme al Comune di Vedelago, il Comune di Riese Pio X e la Lions, hanno appunto fatto allo IOV. L'ambulatorio è destinato ai pazienti sottoposti a chirurgia oncologica della prostata, del basso intestino e delle ovaie. Questa tecnologia ci aiuta nella riabilitazione per recuperare le funzionalità nel periodo post-chirurgico e quindi per aumentare la qualità della vita alla fine e quindi la guarigione del paziente. Con lo IOV in continuo sviluppo cresce anche la fondamentale collaborazione con la LILT, alle prese oggi, come non mai, con la necessità di trovare nuovi volontari. Non tutti sono, preposti a donare il loro tempo, però se vogliamo che queste associazioni continuino il loro rapporto lavoro e stare vicino alla gente, c'è bisogno di un ricambio.